Sono sposa, non vedova. Bentrovati, questo è il titolo della trasmissione di oggi. Beh, il termine vedova già ci fa comprendere che stiamo parlando di una persona che ha perso il marito, ma il titolo è Sono sposa, non vedova. Bentrovato Don Bucolo. Grazie. Cosa intendiamo dire prima di presentare la nostra ospite con questo titolo? Allora, già il titolo mette in crisi il nostro modo di pensare, perché chiaramente quando una persona viene meno il proprio coniuge, si pensa di lei che è vedova o vedovo e basta. E anche il fatto che per chi non ha più il proprio coniuge ha la possibilità di potersi risposare, ed è vero, di fatto avviene questo nella Chiesa. In realtà ciò di cui voglio parlare è il fatto che una persona che diventa vedovo o vedova di fatto permane nel suo essere sposo o sposa. È una novità chiaramente mai sentita, mai sentita nella mentalità di oggi. Questo è il grande annunzio che vorrei dire, perché in genere si pensa che o rimane vedovo oppure si sposa, in realtà rimane sposa, e per tale ragione ho pensato opportuno invitare una mia carissima amica. Si chiama Giusy Ognissanti, la quale ci racconterà un po' della sua storia, ma la cosa straordinaria è che il buon Dio l'ha chiamata a un servizio a livello nazionale. Lei attualmente, dall'anno scorso, se non erro, sì, dall'anno scorso, è responsabile nazionale del movimento di spiritualità vedovile Speranza e Vita di Sestri Levanti di Padre Mauri. Proprio questo movimento ci aiuta a capire meglio in che senso una persona che rimane vedova continua a vivere la sua sponsalità. Esatto, perché stiamo dicendo che ci sono due strade, due vie: essere vedova, risposarsi, ma c'è questa terza via. Esatto, questa terza Ben trovata Giusy. In cosa consiste questo essere sposa nonostante si sia vedovi? Perché è chiaro, no? Se si perde il coniuge la condizione è quella, però si è anche spose. Racconto la mia storia. Io mi sono sposata, mio marito ed io ci siamo sposati 40 anni fa, nel 1984. Dal nostro matrimonio sono nate 2 figlie, e quindi la famiglia è nata a partire dal sacramento del matrimonio, ma entrambi probabilmente non avevamo piena consapevolezza del valore di questo sacramento. E la nostra vita matrimoniale per i primi 20 anni è andata come molte, entrambi professionisti, io medico, mio marito ingegnere, quindi ci aiutavamo, un aiuto reciproco per condurre la quotidianità, soprattutto seguire le figlie nell'educazione umana e cristiana. Però dopo 20 anni la nostra famiglia ha avuto una svolta importante, tutte, anche le figlie sicuramente, ma in particolare io. È cambiato la mia relazione coniugale, è cambiata, ha avuto anche la mia fede una svolta. E ho fatto esperienza, mio marito ha avuto una malattia lunga, debilitante, durata 10 anni e l'ha portata all'exitus. In questi anni ho fatto l'esperienza intanto di quell'aspetto dell'amore che è il prendersi cura, e poi mi sono trovata davanti alla sofferenza, e quindi il senso della sofferenza, la croce, e mi sono rapportata a Gesù crocifisso, e poi mi sono affidata. Ecco, in questo affidarmi al Signore ho fatto esperienza dell'amore di Dio. Quindi, diciamo, i primi anni di matrimonio sono stati felici, avete cercato di portare avanti la famiglia con la vostra professione, la vostra quotidianità, tutto andava benissimo, fino a quando c'è stata la malattia del marito. Quindi avevate questa fede, però, diciamo così, molto... Sì. c'era. Sì, Ma non, andavamo a messa la domenica. diciamo che non era il fondamento della vostra vita, possiamo dire questo? Era di contorno, c'era, ma non era
il sacramento, probabilmente il sacramento del matrimonio non l'avevamo proprio nella nostra vita incarnato, seppur avevamo, diciamo, la messa domenicale. C'è stato il momento della prova, sì, che è durata tanti anni. Tanto. E poi la morte del marito. E a quel punto cos'è successo? Ecco, mio marito è morto nel 2015, anche se io ero preparata all'evento della morte, però non mi sono risparmiata il dolore del lutto, che ha coinvolto tutta la mia persona, anche il mio corpo. Però dentro di me già sono sorte delle domande. Prima di tutto la mia identità di sposa, poi la mia affettività. Era anche una fase in cui le figlie avevano deciso di sposarsi, quindi io sarei rimasta sola. E poi la domanda che ogni giorno era davanti a me, il senso dell'eternità. Cioè, mio marito adesso era in questo tempo, dopo la morte era nel tempo dell'eternità. E quindi queste domande che ogni giorno frullavano nella mia mente. Ma anche il senso di impostare una vita da sola. Anche quello. Allora, l'amore però, che già il mio amore aveva subito una trasformazione, ecco, il desiderio di essere amata e di amare non è venuto meno. Ecco, è venuto fuori anche un desiderio di un amore più grande. Ecco, questo desiderio dell'amore più grande è solo uno, è l'amore con la A maiuscola. Quindi la mia vita ecco, ho cambiato anche il mio approccio con la mia quotidianità. Mi sono approcciata più frequentemente alla parola di Dio, mi sono accostata all'Eucaristia e alla messa, diciamo alla Santa Messa, più o meno quotidianamente. Don Salvo, Giusy quindi ha incominciato un percorso, un cammino di fede diverso, perché la sua vita era nel frattempo cambiata. Esatto. Era una donna che aveva perso un affetto, che era stata provata dalla malattia del marito, quindi aveva avuto anche uno scopo: crescere le figlie, stare con il marito, assistere il marito. Nel momento in cui un affetto così grande viene a mancare, probabilmente ci si sente forse anche un po' inutili, non solo sole. Lo chiedo a Giusy, ma lo chiedo anche a Don Salvo. Giusy, lei forse, oltre a sentirsi sola, probabilmente si è sentita anche inutile, perché come se non c'era più un grande scopo nella sua vita, perché le figlie stavano intraprendendo la loro strada, si stavano sposando, quindi avrebbero avuto una loro famiglia. Suo marito non c'era più, quindi come dire, quell'atteggiamento di cura, di attenzione, di accompagnare una persona è venuto a mancare. Non solo l'affetto del marito, la vita del marito, ma anche questo scopo. Quindi immagino lei si sia sentita un po' come il terreno che non c'è più sotto i piedi. Dice bene, cioè vedova vuol dire vuota. Cioè questo vuoto non solo di essere amata, ma di amare, cioè l'oggetto del mio amore adesso dov'è? Ecco, e questa è la svolta. Da questo momento in poi è avvenuta la svolta per riempirmi. Ecco, ma cioè non è stato, l'obiettivo non è stato riempirmi, è venuto tutto da sé. È venuto tutto da sé. È accaduto che per caso io ho incontrato un gruppo di vedove che facevano un percorso in una parrocchia a Mister Bianco. Avevano conosciuto da poco un movimento, gli aveva fatto conoscere padre Salvo Bucolo, per caso. E allora mi sono incuriosita. Io non ho fatto ricerche, cioè io ho cercato la parola di Dio, l'Eucaristia, queste cose, però questa cosa è accaduta nella mia vita e io non credo al caso, io credo tanto alla provvidenza e all'amore di Dio, al progetto che Dio ha su ognuno di noi. Non si è mai inutili, non si è mai totalmente da soli, non si è mai senza un progetto, uno scopo, una missione nella propria vita. Quindi
ecco, la vita cambia, ci pone davanti tante cose, in questo caso la perdita del marito, però Giusy ha la bisogna fortuna... si riesce sempre a trovare qualcosa di più grande che va oltre noi. Ma infatti ciò che ha scoperto Giusy, stranamente, è la potenza del sacramento del matrimonio. È strano, perché da sposi, sì, ok, erano sposati in chiesa, partecipavano alle funzioni, ma non avevano di fatto questa piena consapevolezza della potenzialità del sacramento del matrimonio, perché probabilmente non sempre la Chiesa aiuta gli sposi a maturare questa consapevolezza. Quando a un certo punto lei si scopre a vedere la mancanza di un pezzo importante della sua vita, che giustamente la porta a chiedersi: e ora? E adesso? Ecco, proprio in quel momento nella sua strada si mostra come il sacramento del matrimonio, per quanto è un vincolo coniugale umano terreno, in realtà ha un legame col cielo. Cioè, in fondo Giusy ha scoperto che quel sacramento del matrimonio non è fondato soltanto sul loro legame, ma su Cristo sposo. La riscoperta di Cristo sposo, di Cristo che è il primo che ha detto sì al loro matrimonio, il primo che ha creduto al loro matrimonio, ha portato lei a scoprire una relazione straordinaria con suo marito. È chiaro, gli manca la presenza accanto a lei, è normale, ma non gli è mancato l'amore. Tant'è vero che la stessa parola amore deriva dal latino amors, che significa non morte. Cioè, di sua natura la parola amore significa eternità. Cioè, in fondo Giusy ha scoperto che l'amore con suo marito, proprio perché è un amore reale, un amore vero, addirittura un amore consacrato al Signore, è un amore eterno. Questa cosa qui l'ha riempita così spiritualmente che l'ha portata a sentirsi più sposa, ma soprattutto anche a vivere in modo straordinario la sua maternità nei confronti delle figlie, perché lei si è trovata ad accompagnare le figlie al matrimonio in assenza fisica del suo marito, che poteva essere una cosa non facile, giustamente. In realtà l'esperienza della sponsalità, della presenza di suo marito l'ha portata a vivere in modo grandioso e chiaramente ad allargare i propri confini. Quindi potrei dire in poche parole è il sacramento del matrimonio che ha riscoperto, e ha riscoperto la presenza di suo marito e la presenza di Cristo sposo. E questa è una cosa che, ripeto, dovrebbe annunciarla a tutti. Tanta gente si sente vedova, si sente vuota, si sente quasi fallita, quando in realtà non sanno che c'è questa potenzialità di sponsalità che vive nella loro carne. Cercheremo di capirlo meglio subito dopo questa pausa pubblicitaria. Di sicuro possiamo dire che Dio, nel momento in cui c'è un grande interrogativo nella nostra vita, Dio ci mostra una strada che per noi in quel momento è impensabile, ci può sembrare addirittura stravagante. Quello che stiamo dicendo adesso, sono sposa non vedova, può suonare veramente strano, ma adesso lo capiremo ancora meglio. Aspettateci e rimanete con noi. Sono sposa non vedova, questo è il titolo della nostra trasmissione. Stiamo ascoltando la storia di Giusy, che ci sta raccontando come ad un certo punto del suo matrimonio il marito si ammala, muore, lei rimane da sola perché le figlie sono già abbastanza grandi, pensano di fare giustamente di sposarsi, di avere una loro vita, e allora Giusy si trova davanti a un bivio. Sono vedova, potrei anche risposarmi. Ecco, le è mai balenato in mente questo? Oppure in un primo momento era talmente forte la mancanza del marito, però c'era questa ricerca di amore forte, sincero, che le potesse riempire la vita. Ecco, lei l'ha trovato in cosa? Dove? È umano pensare alla possibilità di un nuovo matrimonio, è umano, però diciamo quello che
nella vita, cioè mi è stato proposto, era più grande. Ma le è stato proposto casualmente, perché lei, come dicevo, stavamo appunto, dicendo, questo, lei è andata in chiesa e ha trovato un gruppo di vedove. Che avevano conosciuto da poco questo movimento tramite padre Salvo Bucolo. Che si chiama il movimento? Il movimento si chiama Speranza e Vita. È nato, ecco un accenno sul movimento, è nato nel 1968 a Sestri Levante. Ed Lei è il presidente di questo movimento? Sì, però è un movimento che è un c'è movimento anche nazionale. in Sicilia, a Sì, Catania. ci sono tanti gruppi, in Sicilia 4 gruppi ci sono, c'è il nostro gruppo di Catania che adesso è cresciuto rispetto a quando l'ho incontrato io, è diventato un gruppo diocesano a tutti gli effetti, ci incontriamo mensilmente al seminario arcivescovile e diciamo, accogliamo anche altri stati di vita. E per noi è un camminare insieme, perché la spiritualità da sola è limitata. Ecco, è importante fare chiesa. Fare chiesa vuol dire camminare insieme. Quindi conosce questo gruppo. Sì. E cosa accade? Accade intanto, diciamo, per me qual è il carisma del gruppo, cioè che cosa, di che si tratta, cosa mi propone il gruppo. Il gruppo, diciamo, questo movimento è nato, come dicevo, nel 68 ad opera di questo sacerdote, padre Enrico Mauri, che adesso è venerabile. Padre Enrico Mauri nacque nel 1983 ed è morto nel 67, quindi è nato dopo il gruppo. Quindi lui è stato, intanto ha avuto un'attenzione per le persone vedove, soprattutto a partire dalle vedove del dopoguerra. E poi è stato un profeta nella Chiesa, contemplò e annunciò il mistero di Cristo sposo cioè il grande mistero di Cristo sposo della Chiesa, e quindi di ogni battezzato, e quindi della persona vedova. Don Bucolo, spieghiamo ancora meglio questo concetto. Allora, il concetto lo posso spiegare, lo accennava poco fa, a partire dal battesimo. Ecco, un segno che in genere non spieghiamo quasi mai, o in genere margini, è che quando veniamo battezzati ci viene data la veste bianca. In Genesi c'è questa veste bianca perché siamo stati purificati, è stato tolto il peccato originale, siamo figli del risorto. In realtà è anche questo, ma la veste bianca ci ricorda un altro sacramento, che è il sacramento del matrimonio. La sposa di fatto si mette con la veste bianca. Questo che significa? Che tutti i battezzati, nel momento in cui riceviamo il sacramento del battesimo, abbiamo questa relazione sponsale con Cristo. Cristo ha tanto amato il mondo, dando tutto se stesso sulla croce. Quindi c'è questo legame di amore con Cristo, in cui lo sposo Cristo dona tutto se stesso a noi. Questo legame nuziale lo abbiamo i battezzati, ma si manifesta soprattutto anche negli sposi, perché gli sposi vivono questa nuzialità. Solo che succede? Che quando uno dei due coniugi viene meno, questo legame sponsale non finisce con la morte di uno dei due coniugi, anzi si manifesta ancora di più, perché, e questa è una cosa che non si dice mai, non è che i due si sposano e fra me e lui e lei c'è Gesù Cristo, una sorta di collante della nostra relazione. Come se fosse una terza persona. Esatto. Così. In realtà è lui che sposa la coppia, è lui che consacra quell'amore umano e lo fa diventare amore divino. Io capisco che in questo momento sto parlando di cose grandi, di cose inedite, di cose che magari sfuggono alla mente umana, e sicuramente la presenza di Giussi in questo studio può sfuggire. Ha detto, ma aspetta, è vedova, è sposa, non è vedova, può sfuggire. Ma in realtà qui Giussi ci mostra come la sacramentalità del matrimonio è un qualcosa che è di terreno, ma anche di divino, di celeste. Cioè, quei legami che costruiamo sulla terra, se sono legami a cui abbiamo dato tutto noi stesso,
e che creano dei legami indissolubili, questi perdurano in cielo. In questo momento Giusy si sente fortemente sposa perché sa che nel suo ministero, nella sua nuova missione che il Signore gli ha affidato, non lo fa da sola, ma lo fa con suo marito, ma soprattutto c'è il legame di Cristo sposo. Quindi, detto in poche parole, Giusy non è vedova, ma è vera sposa. È nata in lei la consapevolezza della sua sponsalità, a tal punto che, questa è la cosa straordinaria, l'anno scorso si trova ad avere una responsabilità a livello nazionale, perché abbiamo bisogno di persone come lei che aiutano vedove e vedovi ad annunziare questa grande verità. Una cosa che mi ha molto stupito, in un incontro c'era lei ma c'erano tante altre vedove, io dissi una frase che mi ha molto colpito, ho detto: attenti, voi siete spose, voi siete famiglie, non è vero che avete finito di essere spose. Questa frase qui li ha veramente colpiti e li ha fatti capire che in fondo il loro cuore desiderava questo annunzio. È un modo per dire: voi non siete qui a vivere il lutto in questa terra. Sì, ok, vi manca fisicamente la persona, ma in realtà quella relazione sponsale perdura. E con quali parole, appunto, accogliete una persona che da poco ha perso il coniuge, che sia un uomo, una donna? Allora, forse noi non diciamo molte parole, l'ascoltiamo, che l'ascolto diciamo, è la cosa che fa entrare in intimità. Ogni donna vedova nuova ha bisogno tanto di parlare, anche le persone che non erano propensi a parlare, e quindi l'ascolto è la nostra prima accoglienza, e poi ognuno poi fa la sua strada, perché qualcuno può anche, a partire da questo accompagnamento, può anche scegliere di sposarsi, oppure può scegliere questa nuova nuzialità che dà tanta gioia, io dico. E scoprire un amore più grande? Scoprire un amore più grande. Che sia eterno, eterno e che accompagna ogni passo, che non delude. Che accompagna ogni passo della propria vita, assolutamente, che non fa sì. sentire sole o soli. E che anche, diciamo, l'amore di Dio va verso gli altri, non ti tiene, non solo riempie il tuo cuore, ma ti fa, lo trasmetti a tutti. Per quanto mi riguarda, a partire sicuramente la mia relazione col movimento, con la famiglia, con il gruppo del centro di Sestri, è una bellissima relazione di fraternità, ma poi con la mia famiglia. Cioè, io continuo ad amare la mia famiglia, la mia famiglia di origine, i miei genitori, che adesso non ci sono più, le mie figlie, i miei nipotini, e poi la mia chiesa locale, la mia parrocchia, la diocesi, e poi chi incontro nel mio cammino, soprattutto chi ha una fragilità. Ecco, diciamo, ho una sensibilità a partire dal mio dolore, perché ha vissuto una fragilità, aiutata anche dal mio lavoro di medico, e quindi questo è come io vivo la mia quotidianità. Don Salvo, cosa possiamo dire in chiusura? Io vedo in Giusy anche la concretezza dell'amore che l'abita totalmente. La vediamo nel volto, esprime gioia, esprime serenità, no? Noi in genere siamo abituati a una figura di vedova triste, tutta un po' arrabbiata, in realtà quando è abitata dall'amore di Dio, perché capiamo anche, ecco, la dico in altre parole, in fondo il fine di Giusy non è il matrimonio con suo marito, il matrimonio è lo strumento perché il fine è Cristo sposo. Cioè, qual è il nostro grande problema? Se il fine della nostra vita è il matrimonio, lo sappiamo che prima o poi finisce, quindi siamo già perdenti in partenza.
Ma se il nostro matrimonio, che ha una sua dignità, una sua bellezza e bisogna dare il massimo di se stessi e credere che lì c'è una realtà divina, se il fine di questo matrimonio è l'incontro con Cristo sposo, significa che quando uno dei due coniugi inevitabilmente, perché di fatto la vedovanza è una realtà che fa parte di tutti i matrimoni, quindi non è un qualcosa che è successo a Giusy o che succede ad altri. Sì, magari qualcuno può vivere questa cosa da giovane, ci sono storie diverse, ma quando viene meno un coniuge, il matrimonio è l'incontro con Cristo sposo. Quindi quando il fine è eterno, qualunque sia la situazione umana che noi viviamo, non ci viene tolta quella gioia. Ecco perché in Giusy vedo l'esempio di colei che è abitata all'amore di Dio, colei che totalmente si dona alla famiglia, infatti no, stranamente no, ma di fatto è totalmente impegnata. Uno dice va bene, Certo. non ha più il marito, non ha... e questa la impegna, ma soprattutto diventa anche una gioia per gli altri, ma anche una gioia anche per la pastorale familiare. Infatti il vescovo ci tiene molto a questo gruppo diocesano, anche hanno un assistente diocesano, padre Salvo Consoli, sono ben seguiti perché loro sono dentro pienamente la pastorale della famiglia. E se qualcuno vi volesse raggiungere, cosa deve fare? Come vi può cercare? Allora, Ricordiamoci che i nostri telespettatori ci seguono un po' da tutte le parti, non solo della Sicilia, ma in streaming anche fuori dalla nostra isola. Quindi cosa possono fare? Basta collegarsi con il sito della diocesi. Ci sono dei riferimenti, dei numeri telefonici, che sono 2 di noi. C'è anche il programma per quest'anno che già abbiamo intrapreso e che continueremo, una volta al mese ci incontriamo e siamo aperti ad accogliere un po' tutti. Ricordiamo il movimento si chiama? Il movimento si chiama Speranza e Vita. Speranza e Vita. Bello questo movimento. In collegamento con il Giubileo, Esatto. cioè col nome del Giubileo, quindi siamo proprio certo. in tema giubilare. Ottimo. E allora possiamo solo ricordarvi che questa trasmissione, se volete rivederla o se volete rivedere altre puntate di Parliamone, potete andare su YouTube, il canale Sicilia Play, e trovate tutte le nostre puntate, ci sono i titoli delle trasmissioni, quindi se qualcosa vi interessa in maniera particolare potrete rivedere le trasmissioni proprio lì. Io ringrazio Giusy per averci regalato questa sua esperienza, questa sua storia di vita. Grazie Don Bucolo, ci rivediamo la prossima volta e grazie a voi che ci avete seguito fin qui. Alla prossima!